A certe ore è meglio chiudere che andare a casa. Da friulano, da udinese? Preoccupante, molto preoccupante la cosa, anche perché sono di Udine e ultimamente se ne sentono parecchie. Fa paura la cosa. Anche perché è una zona dove c'è una... Passaggio, sì, molto movimentata. Sì. Quindi non avevano paura di essere presi questi? Dio, non lo so, evidentemente no, o se l'hanno fatto. Lei abita in zona? No. Io abito a Udine in una zona diciamo abbastanza vicina a quella in cui è successo il fatto e ho una domanda da porre agli ospiti che sono in trasmissione. La domanda è questa: come può un cittadino che si trova ad abitare in un condominio in cui ci sono degli extracomunitari, come può tutelarsi di fronte a dei coinquilini che manifestano anche abbastanza spesso dei comportamenti che sono al limite della norma? Ho visto il telegiornale 10 minuti fa e ho visto cosa è successo. Sì, è una roba pazzesca, cioè io li ammazzerei chi li trovo, se li trovo li ammazzo. Cioè, se si potessero trovare. Avere il coraggio di ammazzare una persona così, cioè bisogna... Che gente gira da queste parti? Gira gente schifosa, gente che non è a posto, malata, cioè ogni giorno succedono casini, ma sto casino qua non l'ho mai visto proprio. Buonasera. Buonasera. No, io volevo solo ribadire due cose. La prima, che c'è un proverbio che dice: abbiamo voluto la bicicletta, adesso pedaliamo. La seconda, io non mi sento più tutelato dalle forze dell'ordine. Perché? Perché abito in una zona nella zona di San Domenico e ho dei problemi con un'inquilina e un suo ex convivente e abbiamo chiamato, anzi io personalmente ho chiamato 1000 volte le forze dell'ordine e le forze dell'ordine non sono volute fare. Allora io dico solo questo, a questo punto se le forze dell'ordine non fanno nulla, chi è che deve fare qualcosa? Io non ho paura. Allora a questo punto, galera più, galera meno, mi prendo le mie autodifese, se becco qualcuno, come è successo anche stanotte, che è una ridicolaggine, però mi hanno rubato lo stendino con tutta la biancheria che avevo fatto ieri, ecco, è una ridicolaggine, la gente si mette a ridere, però cavoli, se io lo becco, oppure lo becco in flagrante, io lo ammazzo di notte, ecco, va bene, certo che le forze dell'ordine non fanno niente. Va bene.